Se la Regione fissa dei limiti, esercita le sue competenze. Oltretutto so che c'è un referendum sull'autonomia, in questo caso è autonoma nel decidere i propri limiti. Per quanto riguarda il mio Ministero, non voglio far polemiche, dico che oggi le risorse ci sono 23 milioni per il Frattagorzone, ci sono 80 milioni sbloccati proprio per intervenire sulla qualità dei corpi idrici, quindi compreso anche il PFAS, ci sono 100 milioni per il lago di Garda, ci sono moltissime risorse per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Quindi io ritengo che invece che perdersi in chi deve stabilire i limiti, sarebbe meglio spendere queste risorse in fretta nell'interesse dei cittadini veneti. Mi auguro solo davvero che finisca questa polemica e si passi a fare gli interventi, perché lasciare lì quelle risorse è davvero uno spreco inutile.